voglio. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Sulla Tavola, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi sono a Capodimonte per la presentazione ufficiale di Garcia, o Garcia, fate voi, non so come si chiama, il nuovo allenatore del Napoli. Quindi lasciate subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale per altri contenuti come questi e non solo. Non lo so chi mi ha bussato. Wagyu, niente, è un vlog. Seguiamo questa presentazione, fondamentalmente questo incontro da fuori, perché non penso che possiamo entrare e vediamo cosa succede. Però Wagyu, prima di andare fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete pro o contro Garcia, o comunque se vi piace, se avete gradito il suo annuncio. Io sono stato scioccato dall'annuncio improvviso fondamentalmente, ma non dal suo arrivo, perché credo molto comunque nell'operato della società. Ha fatto bene l'anno scorso, abbiamo vinto lo scudetto che a Maricere, che teniamo Maricere, quindi non me la sento di criticare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, vi leggo tutti, vi lascio un cuore e un commento. Aglio, purtroppo sono arrivato in ritardo, già è arrivato Rudy, è dentro, però lo aspetto, magari al ritorno. Ecco, oh, raga, però c'è abbastanza gente, bello. Lo sai che io ti amo, ovunque tu sarai, ti seguiremo, veramente c'è un ricordo che non mi abbandona, il bacio di Armando Maradona. Ragazzi, sto con un tifoso del Napoli, come ti chiami? Antonio. Tu hai visto l'arrivo di Rudy, Sì. Che ne pensi di Garcia? Allora, io penso che quest'anno potrà fare tante cose col Napoli. Noi iniziamo la stagione da settembre fino a dicembre e vediamo come andrà. Poi, in base a come andrà, noi già a gennaio ci possiamo basare se potremo vincere un altro scudetto o no. Però io mi aspetto una cosa da questo allenatore, che almeno supereremo i gironi di Champions e potrà arrivare fino in fondo, pure fino a finale Champions League. Almeno Svizzera ci arriva. Sono sempre fiducioso io, perché non vi scordate che Juan Jesus era della Roma e campione d'Italia, Spalletti è venuto dalla Roma e campione d'Italia, Mario Rui veniva dalla Roma e campione d'Italia, e mo Rudy Garcia era dalla Roma e chi sarà? Giusto, speriamo, sempre nel bene e nel male, sempre Forza Napoli. Guardate lo spettacolo, guardate. Secondo te il mister ci farà vincere la Champions? Allora, secondo me potremmo andare avanti con Rudy Garcia in Champions. Però ti faccio un attimo una domanda. Sei contento di Garcia come allenatore del Napoli? Allora sì, perché principalmente Rudy Garcia è stato alla Roma e quando lui è stato alla Roma l'ha sempre portato in Champions. Da quando lui se n'è andato la Roma non andrà più in Champions. Poi è andato a Lione, l'ha portato in semifinale e l'unica sua cosa che mi è molto dispiaciuta è che al Nassr è stato esonerato. Ma secondo me non se lo meritava perché è un bravo allenatore. Oh, però hai studiato su Garcia. Speriamo, dai, sempre forza. Napoli. Per Rudy Garcia, addirittura hai fatto la lettera. Lo rivogliamo. Ole, 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 mister. Rudy Garcia, uno di noi. Dai Rudy, Napoli è con te. Pero. Dai, Simone più forte, lo vinciamo noi. Ma posso capire che ci fai qua? Posso capire che ci fai? Volevo vedere a Garcia. Ma sei contento di Garcia? Io sì, speriamo bene. Sei fiducioso? Io sì. Guardate qua felice come è venuto. Ma questo l'hai fittato, è tuo? È mio, me l'ha prestato Fabrizio. E Fabrizio non l'hai lasciato. A casa. Ciao, sei contento di Garcia? Sì, troppo forte Garcia. E tu ci vai troppo forte. Ragazzi, allora Garcia vi piace? Allora, mi piace il fatto che odia la Juve, questo sì, però penso si possa adattare bene alla mentalità dei tifosi del Napoli e speriamo di vincere qualcosa in più anche in Europa. A te? A me mi piace sinceramente soprattutto il percorso che ha fatto la Roma, soprattutto in Champions, e spero che riusciamo a vincere pure una Coppa Europea. Speriamo qualcosa di più grande. Ragazzi, siamo anche con, anche se perdi o pareggi, vediamo chi è fedele. Ragazzi, dove lo avete visto? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Vediamo se lo riconoscete. Sa, sì, ti piace Rudy? Mi piace perché usa lo stesso modulo del Napoli, 4-3, perfetto, voglio. Raga, altri due tifosi, voi cosa ne pensate invece di Rudy Garcia? Vi piace? Vi è piaciuto come scelta? No, onesto no, spero sia arrivato qui motivato perché non state comunque volevo continuare a sognare. Chi ti piaceva? Beh, Zerbi, Luis Enrique. Te? Dobbiamo dargli fiducia perché ricordiamo che anche a Spalletti non ci credevamo. Non era il mio preferito, però ci può stare. Sappiamo come è fatto il presidente e diamogli fiducia. Anche perché pure Spalletti era un ex Roma. Può essere che porta bene. È uscita la foto da Manolassa a Mario Rui. Esatto, tutti ex Roma. L'importante è che vinciamo a Roma. Allora, siamo con tanti tifosi del Napoli. Ragazzi, oggi è il giorno della presentazione di Garcia. Vi piace, sì o no? Sì. Siete fiduciosi quindi? Sì. Soprattutto tu. Com'è bello? Vogliamo fare un coro per il Napoli? Ciao!
stare solo senza te. Mamma, siamo su YouTube. Tu invece cosa ne pensi di Rudy Garcia? Ti piace? Io penso che abbia comunque abbastanza esperienza per questo Napoli, che comunque anche se ha giocato la Champions gli manca un po' questa esperienza, quindi potrebbe fare bene, ha giocato tante squadre diverse. Tu invece che dici? Per me non è all'altezza, però vedremo. È un pensiero diverso, vedremo l'anno prossimo. Sei fiducioso però? Sono fiducioso. Sempre Forza Napoli. Sempre. Dai, speriamo di vederlo da vicino. Manco voi l'avete visto prima? No. Corsa contro al tempo. Sto correndo con la sciatica per andare dall'altra parte e cercare di incontrare Garcia. C'è già una marea di gente qua fuori. Infatti sono stato l'ultimo a scoprire che passassero di qua, perché i loro furgoni, diciamo, le loro macchine stanno di qua. Speriamo. Chissà, stanno una mezz'ora, ma che facciamo? A me, sonno sta ma mezz'ora, chi mi pago parcheggio? Oggi voi mi volete Maradona ristrutturato. Collo qui! Collo qui! È lui! Mister! Grande mister! Bello presidente! C'è solo un presidente! Un presidente! Solo un presidente! C'è solo Ah, lo so, diverse viste. Grazie, voglio mi hanno mangiato 3 euro in scarpa, grazie. Presidente, portaci la Champions! Jacqueline. Jacqueline. Portati la gente! Osimene non ti tocca, presidente! Osimene non ti tocca! Osimene non ti tocca! Ole, ole! Mister! Vabbè, non mi è andata proprio male, l'ho visto, almeno da lontano ci ha mandato pure un bacio, ho fatto pure a sicurezza. Sì, però ancora ci trovo chi mi pago parcheggio. Ho visto tanto entusiasmo, mi fa molto piacere, io sono contento comunque di Garcia. Diamogli fiducia, non critichiamolo, fatemi sapere qui sotto nei commenti se a voi Garcia piace, tanta fiducia nel mister. Voglio, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale per altri bei video. Un bacio, voglio, è sempre Forza Napoli.